L'amministrazione comunale di Belluno, in particolar modo l'assessorato alla sicurezza, ha inteso organizzare un evento di natura formativa a favore delle donne nell'imminenza della festa delle donne, o meglio della giornata internazionale delle donne, sotto un profilo più pratico, nel senso che in collaborazione e dando il patrocinio a un'associazione sportiva di difesa personale, tutte le donne bellunesi di ogni età potranno usufruire di 2 lezioni gratuite di difesa personale. Iniziative di cui si vorrebbe non ci fosse alcuna necessità, ma purtroppo episodi di cronaca quasi quotidiani, per i quali gli studenti affollarono Piazza dei Martiri, anche se per fortuna non sono accaduti in provincia di Belluno, ma purtroppo anche in Veneto, rendono iniziative come questa preziose. Nessuno può nemmeno immaginare dove, quando e a chi potrà accadere la prossima volta. Sarebbe importante se chi si dovesse trovare in queste situazioni avesse i mezzi per potersi salvare. È un modo concreto e tangibile, sotto un profilo non ideale ma più pratico, di dare uno strumento di conoscenza a favore, ripeto, di tutte le donne bellunesi di ogni età, grazie alla competenza e all'apporto di Christian Burde, che è un noto esperto di arti marziali e che quindi potrà dare alle ragazze, alle donne un po' più in là negli anni, degli insegnamenti, delle informazioni di carattere preliminare di base nei confronti di ipotetiche e denegate aggressioni.